Un ufficio che si svuota, una scrivania linda attorno alla quale c'è tempo per le ultime consegne prima di prendere definitivamente la strada per Ferrara. Antonio Del Gallo e il successore Matteo Carretto insieme al terzo piano del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno questo pomeriggio per i saluti ufficiali. Il neocomandante ha 54 anni, arriva dal comando di Pordenone, orgogliosamente veneziano e fiero di aver assunto il nuovo incarico nella provincia che con il capoluogo lagunare condivide la storia del passato e quella del presente, quest'ultima contrassegnata dagli sconvolgimenti causati dal cambiamento climatico. Un comando di eccellenza quello di Belluno. Qui è tutta una sfida, afferma Matteo Carretto. Avevo fatto richiesta di mobilità verso Belluno perché ritenevo che potesse essere un passaggio professionale importante e quindi l'attribuzione dell'incarico mi ha colto preparato. Carretto arriva in una provincia dove oltre una ventina di distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari garantiscono il fondamentale compito di tutela del territorio. Proprio la caratteristica ambientale della provincia di Belluno comporta che l'organizzazione dei soccorsi porti a una realtà che è molto simile a quella del Trentino Alto Adige, ovvero sia i distaccamenti volontari che tutelano il territorio. E è in effetti un contributo importante. Il nuovo comandante sa che il suo incarico triennale comporterà il grande impegno richiesto dalla sfida olimpica oramai alle porte. Visibilmente commosso Antonio Del Gallo, che negli ultimi mesi ha retto il comando di Belluno oltre a quello di Ferrara. Lascio il cuore, lascio tanti rapporti intessuti con il personale operativo, ma anche intessuti con le istituzioni, con la gente, quindi lascio veramente tanto. Sono stati 3 anni davvero importanti, impegnativi, ma che porterò sempre nel cuore, sia in termini appunto di rapporti umani, ma anche in termini di esperienza professionale.